Va ora in onda Filo Diretto. A te la linea, Luigi. Grazie Sveva, la nostra grande Sveva e la nostra grande Radio Libertà. Oggi abbiamo in collegamento con noi come prima battuta il nostro grande Ubaldo De Maria dell'Automobile Club Canavese, quindi è uno dei primi collaboratori proprio, e così ci parlerà delle novità e di quello che ci sarà in futuro per quanto riguarda le auto, i congressi, i convegni, le manifestazioni eccetera. E poi avremo subito dopo il collegamento ormai fisso con l'architetto Arturo Caligaro, che parlerà sia da persona tecnicamente valida ma soprattutto politicamente, essendo uno dei primi e più importanti politici, per quanto ne so io, del Piemonte e soprattutto della città di Torino e Bucalieri. Quindi se il nostro fratellone Ubaldo è in linea. Ciao Ubaldo, come va? Tutto ok? Buongiorno a tutti, ciao Luigi, sì, tutto ok, tutto bene. Innanzitutto allora, mi scuso ancora per sabato scorso, ma ho avuto un impegno improvviso. No, dimmi, no, ti stavo rompendo le scatole perché ho bisogno di delle spiegazioni per quanto riguarda le manifestazioni e i congressi e i convegni che ci sono riguardanti le auto. Sai che noi come Automobile Club Padania siamo noi responsabili, e quindi tu che fai parte come primo ci puoi spiegare tutte le manifestazioni eccetera, vai. Assolutamente sì. Allora, la prima manifestazione, una delle più importanti, è il Touring Motor Show. Diciamo così che è la seconda edizione, l'hanno già fatto l'anno scorso, è un modo per riportare un po' di gente, un po' di spettacolo a Torino dopo la partenza, purtroppo con molto dispiacere del salone del Automoto Retro. Ecco, mi sfuggiva la parola. Che comunque, come sapete, si è disputato a Parma. Siamo anche andati invitati per il 40° anniversario o compleanno della Delta S4, siamo stati invitati come gruppo Delta One, eravamo un bel numero di Delta a contorno di questa cosa, e non è stato male, devo dire, è stata una bella esperienza. Fermo restando che mi permetto di dire che un pochettino il salone in sé mi ha deluso, perché rispetto a quello che era il salone di Torino, là l'ho trovato molto più piccolo, molto più limitato. Chiusa parentesi. Prossimi appuntamenti. Allora, sabato prossimo, venerdì, sabato e domenica prossimi, quindi 4, 5 e 6 aprile il Touring Motor Show. Touring Motor Show è una vetrina di auto sia d'epoca che moderne, e soprattutto modificate, diciamo così, con, da quello che so, un circuito interno preparato dove si potrà vedere, ammirare i bravi piloti del drift, quella disciplina dove praticamente si va, anziché andare dritti, si va sempre di traverso, in poche parole. e addirittura quello che so è che ci sarà l'opportunità di taxi drift, cioè chi vorrà provare l'esperienza di un paio di giri in sbandate controllate può farlo con delle prenotazioni, e mi pare un piccolo importo. Altra cosa molto importante è la domenica dopo, praticamente il weekend successivo, ci sono 2 manifestazioni molto importanti in Italia. La prima è il rally Costa Smeralda storico, che ormai è diventato internazionale, e come sapete si svolgerà in Costa Smeralda a partenza da Porto Cervo. Ci saranno delle macchine del Tuan, diciamo, come a contorno di questa bella manifestazione. Avrei dovuto esserci anch'io con la mia, ma purtroppo un impegno diverso non ho potuto farlo. Però allo stesso tempo c'è molto più vicino a noi il Rally d'Alba, dove Miki Biasion ha chiesto al Delta One la presenza di almeno 25 vetture a contorno, perché lui farà la gara con la prima gara
con la Lancia Y Rally, cioè la Lancia Ottimo. finalmente ritorna a fare i rally, è stata preparata la nuova Y, in poche parole, e Miki sarà uno dei partecipanti a questa gara con la nuova Y. E in questa manifestazione Miki ha chiesto praticamente a contorno alcune delta, tra le quali ci sarà anche la mia, per illustrare ancora meglio, dare ancora più lustro a questa bella manifestazione. Queste sono le cose più rapide, più vicine, diciamo così. Sì. No, dimmi altre attività, altrimenti devi anche prepararti, perché io ti anticipo, ti metto in crisi, però il lavoro è questo che dobbiamo fare. Ricordati che poi a settembre abbiamo il Salone dell'Auto, con la scusa dell'auto elettrica, che dice che il momento è complicato, quindi cerca di spiegarci poi come sarà da togliere questa complicazione, perché dice che vedremo altre soluzioni, oppure sempre lì col Salone di Torino lì del 2025, cioè di quest'anno, abbiamo anche la seconda edizione fra ambizione, voglia di bellezza eccetera, quindi da parlare c'è da parlare, tu sei la persona giusta, però hai fatto bene a spiegare gli avvenimenti, diciamo, vicini, prossimi, perché avendo tutti i nostri collaboratori li abbiamo costretti a seguirci su Radio Libertà, perché è l'unica seria, onesta, come ti accorgi, diciamo, non ti ho chiesto niente, cioè loro sono disponibili, ascoltano tutto e tutti danno ragione a tutti, quindi è quello che a noi interessa, caro Ubaldo, la serietà e la professionalità. Ecco perché ti dico di parlare tranquillamente, vai. Ok, quindi niente, a questo punto diciamo così, i due prossimi event sono già impegnati, e poi diciamo che, ecco, se ci sarà possibilità sabato prossimo volentieri vi racconterò un po' di più come si svolge la manifestazione lì del Rally d'Alba, e intanto vi dirò qualcosa dei prossimi calendari. Per il momento direi che ho detto tutto quello che almeno avevo previsto. Vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi auguro un buon weekend. Grazie. Senti Ubaldo, comunque tienti allora preparato, perché sabato sarai direttamente ancora con noi come oggi. Alle ore 11 ti faremo chiamare, la nostra Sveva ormai imparerà, oppure gli darò di nuovo il numero. Stai tranquillo che sarei con noi per spiegarci come è andata e come vanno le cose. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, va benissimo. Ciao Luigi, buon weekend a tutti, grazie. Ciao. Grazie, ciao. Allora io, prima di dare la parola al nostro grande architetto Arturo Caligaro, ricordo che noi siamo l'ufficio rapporti sociali a None, in via Volvera 3, e noi siamo lì il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Riceviamo tutti i tipi di informazione, di problematiche che potete avere riguardo, per esempio, alle pensioni, le reversibilità, i riconteggi, l'emergenza abitativa, bonus vari, informazioni per vertenze civili, penali, sociali, specialmente adesso che chi ha le macchine, soprattutto a livello penale e civile, ne ha finché vuole, oppure problemi condominiali, passaggi di proprietà, conteggi, insomma, qualunque tipo di problema voi ci chiamate al 328 0715 232, oppure ci potete inviare una mail rapportisociali@libero.it. Se invece volete o potete, riuscite a mettervi in collegamento con la nostra Radio Libertà, chiamatelo 02 92 94 7222, oppure scrivete dei messaggi al 340 67 09 659 e loro ci daranno a noi le comunicazioni, oppure vi risponderemo direttamente. Comunque vi ricordo 328 0715 232, perché per venire direttamente a parlare con i responsabili dovete avere l'appuntamento, perché già è scomodo arrivare e quindi è giusto che le cose siano precise.
Io non so se già Arturo è in linea, perché poi abbiamo tutta la seconda parte. Sì, Luigi, Arturo c'è. Ve lo ringrazio di aver accettato l'invito. Mi dispiace Arturo, ma dovremmo lavorare parecchio nella seconda parte, anche prima di chiudere la prima. Comunque, ciao Arturo, tutto bene? Sì, ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori. Sì, tutto bene per fortuna. Tanto per cambiare siamo bloccati in autostrada perché qua se ti sposti anche di sabato le nostre autostrade danno sempre un ottimo servizio. Mentre le ferrovie, faccio questo inciso, se il treno arriva in ritardo ti danno un rimborso, invece le autostrade sponsorizzate ovviamente dal partito delle autostrade, se tu ti bloccano per delle ore in coda, tu paghi lo stesso il biglietto. Scusa questo sfogo, ma visto che in questo contesto è un'ulteriore tassa che devono pagare gli automobilisti, volevo introdurre l'argomento in questo modo. Sì, Comunque, vai pure Luigi. Poi dovrei trattare e spiegare che tu sei tecnico e soprattutto, ma dai anche una risposta politica, perché non credo che il governo o la politica attualmente non c'entri questi discorsi, perché noi viviamo avendo accettato di fare della politica o della polemica, però poi i risultati, per quanto mi riguarda, Arturo, parlo io come senatore, è tutto negativo, di positivo non ne vedo. Per esempio adesso abbiamo anche altri problemi, perché lo leggi, lo vedi, lo vediamo, per esempio bollo auto, occhio al compleanno, perché non lo paghi più dopo quest'età, però poi quando è ora cosa succede? Qui dice attenzione però, perché ci sono altre persone che possono non pagare mai più il bollo, infatti noi lo paghiamo tutti gli anni, no? E tutto dipende dal compimento di una precisa età. Se scatta un preciso compleanno e si è raggiunta una determinata soglia anagrafica, allora il bollo non viene più pagato, perché dice non parliamo dei compleanni delle persone in quanto tali, Arturo, non si tratta di evitare di pagare se hai più o meno una determinata età, l'età in cui facciamo riferimento dice che è quella della macchina. E sai cosa sta capitando con l'assicurazione adesso, no? Vale a dire gli anni che ha accumulato a partire dalla sua prima immatricolazione. Se l'auto ha compiuto 30 anni, dicono, può essere iscritta nel registro delle auto d'epoca come tale diritto a redenzione del bollo. Ma perché ti ho ricordato questo? Perché proprio in questa settimana, sai, personalmente abbiamo avuto grossi problemi perché non le hanno riconosciute anche le auto dopo i 30 e i 40 anni. E poi l'ultima cosa, prima di farti altre domande così rispondi a questa, ma adesso cosa dicono? Che dobbiamo portarci dietro i documenti, cioè uno SPID e dare lo SPID quando ci fermiamo? Cioè, com'è questa storia di avere dietro lo SPID, quindi codice, quindi tutto quello che riguarda a gente come me di 80, 90 o se riusciamo ad arrivare a 100 siamo coglioni? Come ci dobbiamo comportare, Arturo? Risposta tecnica, politica e importante fisica. Vai Arturo, vai. Allora, sono una serie di argomenti. Purtroppo anche nella modifica legislativa del nuovo codice della strada si è data importanza giustamente alla difesa della vita umana, quindi con delle norme che penalizzino i comportamenti scorretti che possono causare incidenti, questo è giusto. Dall'altra parte però noi aspettavamo e ci sarebbe aspettato che ci fosse anche una tutela da parte per gli automobilisti nei confronti dei poteri forti, chiamiamoli così, quindi i petrolieri, i padroni delle autostrade, che nota dovrebbero essere un pubblico servizio, chi gestisce tipo il bollo di circolazione e la tenuta dei registri automobilistici. Allora, non è stata inserita nessuna tutela. L'automobilista diventa un suddito che deve obbedire e pagare soprattutto per le norme che qualcuno decide di applicare. Il cittadino è suddito nei confronti delle concessionarie autostradali, il cittadino è suddito nei confronti delle compagnie assicurative, il cittadino è suddito nei confronti delle compagnie petrolifere e quindi
è tutto un sistema dove l'ultimo, il reietto, non è tutelato e difeso da nessuno. Mentre ad esempio, come ricordavo prima, gli utenti delle ferrovie, visto la privatizzazione, perché in Italia, ricordiamoci, con quello che diceva che con l'euro si lavorava un giorno di meno e si guadagnava come lavorassimo un giorno di più, e quello che ha anche privatizzato tutta una serie di società che prima facevano capo allo Stato, dandole a dei privati. Giustamente il privato, il suo obiettivo è avere un tornaconto e un profitto. Questo avrebbe dovuto in qualche modo essere mitigato da una legislazione che tutelava gli utenti, perché sono forniture di pubblici servizi. Immaginati la privatizzazione di Telecom, di Eni e quant'altro, che fornivano una rete telefonica, i servizi del gas, e quindi bisognava fare attenzione in queste privatizzazioni per tutelare i cittadini, gli utenti, i semplici cittadini. Questo non è stato fatto perché interessava solo incassare il più possibile dalla vendita di questi asset burocratici. Quindi in questo contesto la legislazione è stata fatta sempre perché il cittadino deve obbedire, rispettare le norme, ma non ha nessun diritto, come quella che ricordavi tu, no? Cioè, c'è scritto che da qualche parte, in qualche norma, che un'autovettura superati i 30 anni non deve più pagare il bollo auto, sarebbe esente dal bollo auto, però c'è un però. Tu sai quando, e lo vedi tutti i giorni, quando si legge una qualche sentenza, dice sì, tu hai commesso questo errore, però l'hai fatto per questo, poi alla fine c'è il tuttavia, anche in questo caso, tuttavia per avere il diritto all'esenzione del bollo, tuttavia devi essere iscritto a un registro ufficiale. E tu sai benissimo che i registri ufficiali in mano a chi sono? Sono pochi e gestiti, lo sappiamo da chi. Allora cosa succede? Che non è automatico il fatto che tu abbia 30 anni e non pagare il bollo. Dovrebbe essere automatico, perché è una questione di equità. Tutti quanti hanno il diritto, lo stesso diritto in base alla Costituzione, e invece no. Tu per avere questo diritto devi fare un passaggio burocratico, per cui chi è sveglio, chi è pronto, chi è giovane, chi è avvezzo all'utilizzo delle procedure informatiche usufruisce di questa roba. Chi purtroppo ha una macchina di 30 anni, magari perché non ha i soldi per comprarsene una nuova, ebbene cosa succede? Succede che invece questo continua a pagare perché non paga un altro balzello per iscriversi a un registro di auto storico. E questa è l'assurdità della nostra legislazione. L'assurdità che Scusatemi, purtroppo Arturo Galligaro si sente un pochino male. Comunque dobbiamo andare in pubblicità. Diamo un attimo 2 jingle, va bene? Perfetto. Sì, grazie. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. A voi la linea. Grazie. Allora Arturo era forse
per la strada dove ti trovi che non si sentiva più bene, però all'inizio si è sentito tutto. Volevo dire, in questa seconda parte, siccome sai che noi siamo qui grazie al trattamento del codice della strada, ti leggo 2 righe e poi tu ti sfogherai fino alla fine. Qui dice Arturo, poi finisci quello che stavi dicendo, per gli italiani sarà effettiva a breve e non farà sconti a nessuno, la nuova stangata, perché dice che con il nuovo decreto è ormai prossimo a diventare operativo nel bel paese, ci chiamano ancora bel paese. Allora, una delle tematiche che ha fatto maggiormente discutere in questi mesi è stato sicuramente questo nuovo codice della strada. Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha diviso l'opinione pubblica perché per molti le nuove sanzioni sono troppo dure, mentre per altri si tratta di una corretta scelta per rendere le strade più sicure. È qui che devi rispondere e chiarire. Per quanto sarebbe bello che tutte le persone rispettassero serenamente le leggi, è innegabile il fatto che per molti l'assenza di un deterrente come quello della sanzione fa sì che tutto diventi lecito. Inoltre sono tante le persone che negli anni non hanno ancora capito come la guida sotto effetto di sostanze alcoliche è un danno enorme per se stessi e per gli altri. Poi hai visto cosa è successo da noi qui a Torino col pullman lì in centro, vabbè. Per questo motivo sono state inasprite in modo decisivo le leggi, devi spiegarle poi, da questo punto di vista, con il limite che rimane da 0,5 GL, ma ora ci saranno delle novità. Le sanzioni diventano davvero molto più dure per tutti coloro che saranno pizzicati con un valore che andrà a superare quota 0,8 GL con il nuovo dispositivo che ormai è prossimo a diventare operativo, perché c'è il sistema Alcoloc è ora realtà e non solo si sta cercando di creare un deterrente per le sanzioni verso coloro che non hanno ancora capito come non sia possibile bere e guidare, ma si va anche verso l'installazione del sistema che prende il nome di alcol, cioè si tratta di un dispositivo che è molto utilizzato ormai da diversi anni in varie nazioni europee, tra cui la Danimarca e l'Austria, dicono, noi siamo in Italia. Allora, questo dispositivo, Arturo, si attaccherà all'auto e per poter fare in modo che il motore si accenda diventa necessario soffiare al proprio interno. Una volta che la vettura ha rilevato il tasso alcolemico a 0, ecco che allora sarà possibile rimettersi alla guida. Cioè adesso ci tocca, vabbè, poi lo spieghi perché io. Ricordiamo come Alcoloc sarà installato sulle vetture di coloro che sono pizzicati con un valore alcolemico che deve superare lo 0,8. Dunque non tutti sono coinvolti. Quindi adesso l'Alcoloc e poi anche, quindi l'Alcoloc dovrà rimanere installato nelle vetture dei trasgressori per un periodo di 2 anni nel caso in cui si ha a che fare con cittadini che hanno superato la quota dello 0,8, mentre diventerà di 3 anni per chi invece ha davvero superato ogni limite con un tasso alcolemico al di sopra di 0,5 GL. Dunque diventa necessario portare avanti una politica che possa guardare il concetto di sicurezza nel modo più attento possibile. Però io credo di sapere che c'è gente che può anche bere litri di vino e di alcol e non sentire nessuna necessità. C'è gente che beve un bicchierino di whisky o di alcol e poi dopo diventa matto. Cosa ne dici di questa nuova stangata per quanto riguarda il nuovo codice della strada, che è l'argomento che noi siamo tenuti a trattare, Arturo? Adesso divertiti, finisci quello di prima e vai avanti anche su questo, perché io non l'ho capito, ci tocca portare sempre dietro anche sta roba adesso in macchina. Che faccio? Devo respirare, vedere il valore che mi dà, insomma, vai, divertiti Arturo, vai, fino alla fine. Vai. Sì, allora, vorrei ricordare una citazione evangelica, no?
che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. Tutti gli obiettivi delle norme, del codice, della strada mirano a una maggior sicurezza e questo va bene. Però dall'altra parte c'è anche una motivazione recondita, che è quello di fare un po' di cassa, no? Quindi mi ricorda la barzelletta del bunga bunga di Berlusconi. Quindi facendo un po' di cassa. Il problema della sicurezza giustamente volge l'attenzione per chi consuma, è un abituale consumatore di alcol e quindi giustamente deve essere punito e represso. Però la sicurezza è a 360 gradi. Allora andiamo a vedere la manutenzione delle strade, perché anche quello fa parte di sicurezza. Noi vediamo nelle nostre città e soprattutto nei comuni della cintura e anche Torino come alcune strade siano dei colabrodo, quindi la sicurezza viene data anche da questi elementi. Per cui la sicurezza non è univoca solo per fare un po' di cassa, ma dovrebbe essere dedicata a 360 gradi, punendo in qualche modo come si punisce giustamente chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze, dovrebbe essere punita per chi amministra le nostre città, le nostre strade, le nostre autostrade, perché ricordiamoci solo il ponte di Genova, no? Vediamo che adesso a distanza magari di anni dal processo le pene quali saranno, no? E gli indennizzi quali saranno, anche quella è sicurezza, perché come si muore mettendosi alla guida consumando sostanze alcoliche, si muore anche se crolla un ponte o se si prende una buca a una velocità tollerata sulle nostre autostrade, no? Per cui capisci che bisognerebbe, se uno fosse veramente intenzionato a una sicurezza a 360 gradi, curare una parte delle trasgressioni e anche però garantire la mobilità che viene anche prevista dalla Costituzione, perché sulle strade statali ci dovrebbe essere l'obbligo a chi fa la manutenzione di garantire la possibilità di percorribilità ai 90 all'ora, perché così se tu sulle statali puoi andare ai 90 all'ora più piano di quello che vai sulle autostrade, non pagheresti le autostrade, però avresti un tuo diritto garantito, anche perché noi parliamo sempre, no, di un'altra tassa iniqua, che è quello della tassa di possesso. Quindi oltre le sanzioni, la tassa di possesso, le tasse sulla benzina che dovrebbero essere destinate alla manutenzione, però quelle tasse lì, quegli introiti dello Stato finiscono destinati a un'altra cosa. C'è appunto una recente indagine, ho letto oggi, della Procura della Repubblica che indaga i funzionari di alcuni comuni, quindi mette sotto inchiesta i funzionari di alcuni comuni perché applicavano delle sanzioni su delle contravvenzioni che non erano da fare o perché erano contravvenzioni illegittime, come quello di abbassare il limite di velocità su una statale o su una provinciale solo per poter mettere l'autoveloce. Questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è che tutte queste norme, sottolineo, giuste per chi usa l'autovettura in stato di ebbrezza, valgono solo per gli italiani. Allora, io voglio vedere molte categorie di gente che gira sulle nostre strade, che forse sono italiani, forse non hanno la cittadinanza italiana, di fronte a queste sanzioni. E lo sappiamo benissimo che c'è gente che continua, nonostante non abbia la patente, nonostante gli sia stata sequestrata, a circolare tranquillamente. Allora perché io cittadino che sbaglio una volta vengo sanzionato, ripeto, giustamente, e quindi ne sopporto tutte le conseguenze di non avere la patente, di dover andare a lavorare prendendo i mezzi pubblici e quindi il disagio che mi porta il fatto della sospensione della patente, e un'altra categoria, un'ampia categoria di persone
che per queste norme non valgono. Allora, perché c'è questa discriminazione in Italia? Questa non è sicurezza e lo vediamo nell'elenco degli incidenti. Andiamo a vedere gli incidenti più gravi da chi sono stati provocati. Non sono da italiani che pagano tutte le tasse e rispettano tutte le norme. Sono compiute queste infrazioni da altri cittadini, altre persone che si trovano sul nostro paese. Quindi io capisco di inasprire le pene, però finisce che le pene vengono inasprite per gli italiani normali che già osservano tutti. Quindi si impongono altre tasse, altre norme sui soldi, mentre gli altri. Pronto? In che modo non viene valutato dalle norme, perché poi ricordiamoci che il codice della strada è una cosa, prevede sanzioni, dall'altra parte c'è una magistratura che le interpreta in un determinato modo. Quindi se di fronte magari a un magistrato finisci tu che sei italiano e per una volta hai trasgredito alle norme, quindi sei indagato per qualcosa che hai fatto per la prima volta, mentre dall'altro, che è un abitudinario di queste cose, si ritrova con l'avvocato pagato sempre da noi, perché l'avvocato è l'avvocato di Stato ed è pagato da noi, mentre tu, cittadino italiano, devi pagarti il tuo avvocato, no? Perché tu puoi pagartelo, e se tu per una volta hai commesso un'infrazione, ti trovi con la spada di Damocle di avere tutti questi disagi. E questa è la risposta al tema, che in qualche modo dovrebbe prevedere, o dando delle indicazioni alla magistratura, oppure prevedendo delle sanzioni molto forti per chi è un abitudinario di queste, non per quella persona che per una volta ha superato i limiti di velocità, per una volta nella sua vita magari ha trasgredito e ha di 0,1 superato il limite, perché l'inasprimento dei limiti è dovuto al fatto che uno provoca incidenti. Però se uno non ha provocato incidenti, e anche qui il ragionamento è che emerge che queste si verifica e si procede al controllo solamente, per la maggior parte dei casi, solo quando c'è stato un incidente, mentre normalmente sulle nostre strade è molto difficile trovare i controlli. Sì, o si fanno quelli di facciata per fare la notizia quando è uscita la norma, allora nel primo mese di varo della nuova legge fatti 10.000 controlli. Io vorrei vedere poi nel corso degli anni tutti questi controlli, quanti ne vengono fatti, perché noi che circoliamo sulle strade, tu lo sai benissimo Luigi, è difficile essere fermati se uno non è in uno stato evidente di alterazione o che commette qualcosa. È impossibile avere un controllo, e quindi capisci che anche qua abbiamo due pesi, due misure. Inaspriamo delle pene, che uno Stato inasprisce le pene e poi non ha la possibilità dei controlli, come in molti altri settori e in altri campi. Il controllo delle norme avviene solo per poche leggi, tipo quelle dell'urbanistica, che sono molto rigide, perché lì appunto ci sono dei beni materiali, e quindi il controllo lo puoi fare e le sanzioni le puoi applicare sui beni materiali. Su altra cosa trovo che sia molto aleatorio, quindi sia quasi propagandistico il sistema attuato, perché proprio per la realtà del nostro paese, che i controlli vengono fatti solo in caso di incidente, molti cittadini tra virgolette che non hanno nulla, ecco, da perdere, queste norme non le applicano, quindi rimane esclusivamente a carico dei cittadini onesti. E anche quello che si diceva prima,
rimane uno Stato che ti punisce anche per avere un'auto anziana. Sì, ma c'è una cosa, Arturo, così ti riposi un attimo perché anche tu sei teso. Ma sai che martedì, perché tu venendo martedì ho avvisato la gente, verranno a chiederti, perché adesso, come te l'ho letto prima, devi avere con te lo SPID e questo alcolock. Allora tu sei in grado, ok, di fare a loro lo SPID, perché per avere lo SPID devi anche conoscere i codici e tutto, no? Ci pensi tu. E l'alcolock dove li mandiamo a cercarlo? Dove vanno? Perché devono portarselo in macchina. Ci sono dei dispositivi che vengono venduti in internet che sono immediati e costano anche pochi euro per l'autolock, quindi il problema non sussiste, perché oramai tutti i negozi di accessori, tutti i grossi distributori di prodotti, perfino i supermercati cinesi ce l'hanno questo misuratore di alcol, perché l'autolock invece è un dispositivo che deve essere montato sulla macchina e quindi occorre un'officina autorizzata che ti monti questo dispositivo proprio sull'autovettura per fare in modo che l'autovettura non si metta in moto se tu hai un indice alcolemico superiore a quello tollerato. Mentre per lo SPID serve solo volevo dirti, ma allora se io ho lo SPID, no? Con il codice e tutto, alla patente, carta d'identità, il codice non servono più? Allora, c'è la possibilità, ma è una facoltà, non è ancora un obbligo. Per chi ha un'applicazione telefonica bravo, vai. Che si chiama Io, che praticamente è il portale informatico dello Stato, adesso di caricare la patente su questo portale. E visto che per entrare in questo portale occorre lo SPID, vuol dire che è certificato il documento che tu hai all'interno del portale che si chiama Io. Per cui tu puoi non portarti più dietro la patente. Qualora ti fermino per un controllo, tu apri la tua applicazione Io e lì dentro risulta già la tua patente. In teoria dovrebbe già essere l'agente della polizia che verifica il tuo documento sul portale dell'amministrazione statale, perché è un'applicazione dello Stato e che ti fa caricare i tuoi documenti. Per adesso solo la patente, poi potrai caricare anche la carta d'identità ed è un vantaggio, diciamo così, per coloro che non portano dietro il portafoglio, per te che magari poi devi prendere dei mezzi pubblici e sui nostri mezzi pubblici sai che tipo di umanità c'è, per cui lo vediamo borseggiatrici, scippatori, e con le lungaggini burocratiche che necessitano per avere un duplicato della patente, questo non è molto piacevole. È una possibilità in più per chi ha oramai uno smartphone, che sono il 90% dei nostri cittadini, di poter caricare all'interno questo documento. Ma allora la stessa storia, per esempio, che visto che con il nuovo codice della strada purtroppo gli anni passano, c'è anche il problema, parliamo d'altro, del limite di età, per quanto non lo puoi superare mai il limite, perché dice che, sai, parlo per il rinnovo, no? Dove dice che fino a 50 anni di età i cittadini sono tenuti al rinnovo ogni 10 anni, però pagando le quote fisse, superando i controlli medici ovviamente, e poi ne spieghiamo perché alla mia età ormai. Quindi dice che dopo la soglia scende a 5 anni, poi a 3, 2 a 1, però attenzione,
sebbene tecnicamente e legalmente si possa guidare anche da ultra ottantenni, novantenni e persino da centenari, la realtà dei fatti è meno liscia di come possa sembrare. Ma a questo punto allora dell'alcoloco dello Spitz, se ho 90 anni, sai che me frega. Comunque, poi più si va avanti con gli anni e più bisogna superare dei controlli approfonditi, dal momento che il procedere con l'età porta, dicono, inevitabilmente qualche acciacco di troppo a noi vecchi e una potenziale perdita di lucidità o di condizioni psicofisiche pari a quelle della giovinezza, mentre i delinquenti e peggiori autisti che ci sono in circolazione ora sono tutti giovani, quelli che hanno 40-50 anni più o meno. Dunque, cosa bisogna fare? Bisogna procedere in questa maniera o meno? E questo qui è un limite che cosa farà? Lo azzereranno adesso o tra poco quando si incontreranno al governo per il nuovo codice della strada? Che ne dici, Arturo? No, non sarà possibile, anche perché sarebbe un atto incostituzionale. Se io ho i requisiti per ottenere, ho gli stessi requisiti di uno che ha 40 anni per ottenere un documento, tu non puoi non darmelo. Mi verifichi il possesso dei requisiti, ma tu sei costretto a darmelo, perché altrimenti sarebbe un abuso di potere da parte dello Stato. Visto che la Costituzione tutela tutti quanti, anche quelli che non hanno ancora messo piede in Italia, perché con un'ultima sentenza l'abbiamo visto, no? Quindi la Costituzione, figurati se non può tutelare uno che ha compiuto 90 anni o che ha compiuto 100 anni, sarebbe un'azione scorretta. Al primo ricorso alla Corte Costituzionale questa norma verrebbe cancellata, ammesso e non concesso che qualcuno possa, a quell'età lì, possa fare ricorso fino alla Corte Costituzionale, perché ricordiamo i termini per i tribunali e i tempi dei tribunali sono molto tossici per uno che ha una certa età, perché non corrispondono agli stessi tempi delle persone, no? Al di là della battuta, però capisci che anche in questo caso non possono porre un limite, possono mettere delle condizioni molto, molto rigide, per i parametri molto rigorosi per alcune in termini di sicurezza, però non possono eliminare del tutto questa possibilità, diventa anticostituzionale. Quello che c'è da dire è che a una certa età, visto l'avvicinarsi dei termini, dovrebbe essere gratuito, come viene gratuito il bollo di circolazione se tu superi un autoveicolo di 30 anni. Se tu superi una certa età dovrebbero riconoscerti anche un agreement per il fatto che tu a quell'età lì sei ancora in gamba, come dovrebbero essere degli incentivi a favore agli automobili, non i soliti 2 punti ogni 2 anni, ma degli incentivi che se tu dopo 10 anni non hai mai avuto un'infrazione, non hai mai commesso un'infrazione, non hai mai fatto un incidente, anziché 30 punti te ne do 70, 60 ogni 10 anni. Il problema è che da questa parte la burocrazia e lo Stato ha il braccino corto. Quando si tratta di prendere, le mani diventano agili e molto lunghe. Quando si tratta di dare dei riconoscimenti ai cittadini onesti, in questo contesto la cosa diventa molto, molto più complicata. No, ma io volevo farti capire che adesso siamo quasi arrivati alla fine, perché dopo di noi c'è la trasmissione molto importante, anche quella. Volevo dirti, allora vuoi dire alla gente che martedì possono venire, perché questo martedì ci sei, se no verresti di giovedì, perché quelli che hanno bisogno di fare lo SPID o di avere nuovi certificati possono venire direttamente lì a noi. Certo. Dai, sì, certo. Salute. Vai Arturo, vai. Sì, ci vediamo martedì nell'ufficio per chi avesse bisogno, e con questo saluto gli ascoltatori, saluto te Luigi, ci vediamo martedì e ancora un ringraziamento alla regia e buona giornata a tutti.
Grazie ancora anche alla nostra grande Sveva, perché ci fa trasmettere e parlare tranquillamente. Allora io ricordo dove troverete appunto l'architetto martedì. Noi siamo a None, in via Volvera 3, e siamo lì il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Luigi, scusami, abbiamo una telefonata veloce perché un ascoltatore deve chiedere un'informazione. Abbiamo circa 2 minuti, la prendo? Sì, grazie, così Arturo risponde. Vai, dimmi, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, parla Gigi da Venezia. Volevo un'informazione. La mia macchina compie già più di 30 anni. Volevo sapere se c'è qualche sconto per il bollo o come bisogna fare per evitare di pagare il bollo per intero. Grazie, l'ascolto per la radio. Sì, no, c'è lo sconto da oltre 30 anni, però è sul bollo della... Sì, ma c'è già automaticamente quello. Però è strano perché non c'è bisogno di essere iscritti da nessuna parte. Semmai, visto che lei so chi è, perché forse ci ha già chiamato qualche volta lì da Venezia, adesso non ho sotto mano il certificato, ce l'ho in ufficio a None. Senta, io sabato le do tutte le informazioni riguardanti le auto superiori ai 30 anni, va bene? Ok, perché siamo in chiusura, porca miseria, anche Arturo poi. Allora vi ricordo, grazie per avermi ricordato questo, perché ci sono, anziché delle cifre, anche per quanto si guarda le assicurazioni, il bollo di circolazione, i rinnovi, tutto per quanto riguarda le macchine o le moto dopo i 30 anni, ci sono delle agevolazioni per legge legali, ve le certificherò tutte sabato, grazie. Allora, stavo dicendo che noi siamo a None, da martedì, mercoledì, giovedì dalle 14 alle 16 e potete chiamare il 328 07 15 232, così chi ci sta ascoltando ha fatto questa richiesta può chiamarmi martedì in ufficio che gli do tutte le informazioni, quindi 328 07 15 232, oppure mandare via mail delle notifiche a ufrapportisociali@libero.it, tutto minuscolo, ufrapportisociali@libero.it. Ok, grazie, ringrazio ancora la nostra grande Sveva, la nostra grande Radio Libertà. Ci sentiamo sabato prossimo alle ore 11 e buona festa e buona giornata a tutti. Grazie e buona Radio Libertà. A voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie.